Buonasera a tutti e grazie al suo Movimento di Liberazione Nazionale Sardo per questo invito, grazie al Presidente Sergio Pesca, grazie agli amici come Giorgio Quarto che mi hanno da tempo invitato a un incontro che per me è un'occasione di conoscenza di quello che il Movimento sta facendo e quali sono i suoi propositi. Dunque io più che altro sono qui in veste di sardo, di indipendentista che guarda con attenzione a tutte quelle forme di creazione, di occasioni, di impegni, di sovranità che in Sardegna si stanno creando, perché credo che non ci sia un'unica via, un'unica strategia per riuscire a costruire l'indipendenza della nostra terra, ma che sia giusto provare, sempre appunto in forme pacifiche, democratiche, non violente, attraverso gli strumenti del diritto internazionale, bisogna provare delle strade e cercare soprattutto di costruire anche forme di collaborazione o quantomeno di rispetto anche fra le diverse strategie indipendentiste. Credo che uno dei grandi problemi che abbiamo vissuto come popolo è stato quello di non riuscire a collaborare, non riuscire a vedere le diverse iniziative anche nelle loro diversità come fossero una ricchezza, ma siamo sempre stati un po' vittime anche di questa idea per cui ciò che faceva uno era un danno per l'altro, un po' così come nelle nostre comunità sembrava quasi che risolvere il problema della Basdipira fosse un problema per Teulada e viceversa, e dunque invece di vedersi come uniti dentro un unico problema che aveva bisogno di un'unica lotta per un'unica soluzione, molto spesso invece si giocava a temere che altri risolvessero la loro situazione, diciamo così, problematica, perché sennò quella soluzione sarebbe ricaduta negativamente sugli altri. Dunque siamo dentro un processo molto complicato di costruzione di una nuova coscienza nazionale e io sono felice che ci siano tante iniziative diverse che, con principi anche giusti, legittimi, che sono stati anche appena riaffermati, che a volte possono anche essere diverse da quelle che io ritengo, diciamo, più facilmente perseguibili in questo momento, che però sono portate avanti con coerenza, con determinazione, che dunque creano consenso sempre attorno ad un unico obiettivo, che è quello dell'indipendenza. Perché vi dico questo? Perché oltre che come singolo cittadino, come indipendentista sardo, sono anche qui in veste di presidente di un comitato popolare, di un comitato trasversale, apartitico, che invece si è mosso sempre nell'ottica di costruire sovranità nazionale dei sardi, sempre nell'ottica di costruire gli strumenti per avere un domani uno Stato sardo, dunque per far sì che l'indipendenza non sia appunto un salto nel buio, non sia qualcosa che ci porta indietro, ma che invece ci fa andare avanti, che è il Comitato Fiocco Verde, che appunto ha agito diversamente da come agisce, come si propone di agire il Movimento di Liberazione Nazionale Sardo, ma io credo non in una maniera che confligge. Perché diversamente? Perché il Fiocco Verde, che lo dico subito, non si presenta alle elezioni, nonostante siano girate delle voci, anche perché essendo un comitato apartitico non ha quel tipo di, diciamo, di obiettivo e nel suo statuto non è assolutamente prevista questa possibilità, anzi dobbiamo garantire che quel tipo di lavoro è stato fatto per i sardi, unicamente per, diciamo, ridare ai sardi il controllo della propria economia, la possibilità di dare aiuto alle imprese, di trovare soluzioni concrete e immediate alla crisi economica sconvolgente che stiamo vivendo. Beh, il Comitato Fiocco Verde ha utilizzato invece uno strumento che è proprio della legislazione attuale, quella legislazione che ci è straniera, obiettivamente, perché non è stata costruita dai sardi per la nazione sarda, ma è parte di quel sistema autonomistico che vorremmo tutti quanti superare. Però noi abbiamo individuato lì, in particolare nell'articolo 9 dello Statuto Sardo, un elemento che già oggi ci può consentire di dare una risposta alla crisi economica che stiamo vivendo e anche iniziare a costruire un tassello di sovranità o se volete di responsabilità. L'articolo 9 dice in maniera emblematica della sudditanza che ha portato alla nascita dell'autonomia, dice che la Sardegna può delegare l'accertamento e le riscossioni dei propri tributi allo Stato. In poche parole, nel 1948 i nostri legislatori, i nostri, diciamo così, rappresentanti, se così li vogliamo chiamare, ma sappiamo che erano dei sardi che volevano totalmente integrarsi all'Italia,
hanno ben pensato di mettere un articolo per dire che noi potevamo dare all'Italia il controllo della nostra ricchezza. Cioè gli hanno dato il coltello dalla parte del manico. Ovviamente lo Stato italiano ha ben pensato di gestire questo controllo della nostra ricchezza a suo vantaggio, e siamo arrivati a quella che è conosciuta come l'avvertenza entrate, che ha comprovato, dopo che l'indipendentismo ha battuto su questo tema, ha detto: guardate che non è vero che siamo mantenuti, guardate che non è vero che siamo dei morti di fame, guardate che non è vero che siamo noi che dobbiamo andare a ringraziare che qualcuno ci fa l'elemosina, guardate che probabilmente i soldi, che la ricchezza che noi produciamo sta andando via, non sta tornando, che addirittura è l'Italia che si fa forte anche dalla nostra ricchezza. Sono stati fatti degli accertamenti e alla fine è venuto fuori, confermato dallo Stato italiano, confermato da un vice ministro dell'economia, all'epoca era Enrico Letta, che per più di 20 anni, per quello che si è potuto accertare, lo Stato italiano aveva trattenuto indebitamente soldi che sono i nostri e che, stando allo Statuto di autonomia, che è ben poca cosa, lo ripeto, ma è comunque qualcosa, dovevano restare in Sardegna. Praticamente, se voi fate 100 la quantità di soldi che ogni anno la Sardegna produce, pochi o tanti che siano, ma voi fate 100 in totale, l'80% deve rimanere qui. Bene, non rimaneva qui, o meglio, veniva incassato dallo Stato che non lo rendeva, o se lo rendeva in somme diminuite. Stiamo parlando di un credito che ormai noi vantiamo, che ha superato abbondantemente i 10 miliardi di euro, e stiamo parlando per ogni anno che noi viviamo su questa terra di almeno 1,5 miliardi di euro. Voi pensate che quando in regione sbandierano delle grandi vittorie ci parlano che hanno recuperato 40 milioni di euro? Noi ne perdiamo ogni anno almeno 1,5 miliardi. E questo perché? Perché facciamo incassare il nostro stipendio dall'amministratore di condominio. Ma io, se devo dare qualcosa all'amministratore di condominio, posto che glielo voglio dare, ma me lo incasso io lo stipendio, e poi gli dico: dammi il tuo IBAN e te lo spedisco, te lo do a mano. Mi sembra naturale, capito? Perché questi soldi devono fare sto giro, dopo che per 20 anni sappiamo tra l'altro che non sono mai tornati, dopo che, come l'uomo bianco con gli indiani d'America, ogni volta lo Stato trova una scusa per non renderli, e una volta mancano le norme di attuazione, una volta non si sanno i conti, una volta non ce li vogliono dare, fanno menina, con un'umiliazione che ci porta ogni volta a Roma a mendicare per quello che è già nostro, perché attenzione, stiamo parlando di soldi nostri, non di soldi regalati. Allora, vedete, questo è un percorso diverso ovviamente, ma io non credo che sia incompatibile, perché di fatto sta cercando di costruire quella sovranità che i sardi prima o poi dovranno avere il coraggio di prendersi. E attenzione, la sovranità non vuol dire vivere nel mondo dorato, significa prendersi responsabilità, significa pensare che da domani ti prenderai la libertà di essere tu l'artefice del tuo destino, non potrai più dare colpa a nessuno se non misurarti con la tua capacità di fare il bene del tuo popolo. Allora noi diciamo: teniamo quei soldi, incassiamoli noi, perché se è vero che quell'articolo dice che noi dobbiamo, cioè che noi possiamo delegare l'accertamento, ci dice anche che non siamo tenuti a farlo. Il fatto di poter delegare non implica nessun obbligo, appunto, per usare il linguaggio giuridico è una questione di logica deontica, non dice che noi dobbiamo delegare, no, abbiamo deciso che potevamo farlo, abbiamo sbagliato, lo possiamo ammettere, il punto è non continuare a sbagliare. Questo è, diciamo, in sintesi quello che abbiamo fatto come comitato. E devo dire che, se ci pensate, se noi domani incassassimo tutti i soldi che noi produciamo, non soltanto avremo la certezza di quell'80%, ma potremmo anche dire allo Stato: signori, siccome ce ne dovete 10 miliardi, per quest'anno quell'altro 20% che in questo contratto capestro abbiamo deciso di rendere, resta qui, perché dobbiamo compensarlo. E ovviamente la mia idea è che prima o poi noi ci terremo al 100%, chiaramente, e con quei soldi rimetteremo in moto l'economia, daremo respiro alle imprese, perché tra l'altro sapete le nostre imprese hanno 4 miliardi di debito, ma lo Stato ne ha 10. Dunque è una follia che lo Stato voglia dalle nostre imprese 4 miliardi quando ce ne deve 10. È stata una compensazione di crediti molto banale. Dunque sarebbero tutta una serie di possibilità tecniche e politiche per riuscire a invertire la rotta. Ma adesso, detto questo, e chiudo, il punto forse più interessante, che io spero che sia
un segnale di buon auspicio anche per quello che il Movimento di Liberazione Nazionale Sarda intende fare, è che abbiamo costruito un'occasione di unità concreta. Molto spesso fra i sardi si parla tanto della nostra divisione. Io credo che la nostra divisione sia data dal fatto che a volte non troviamo obiettivi comuni, obiettivi chiari, obiettivi seri, portati avanti in maniera altrettanto seria. Noi abbiamo costruito una possibilità di unità su un obiettivo comune, abbiamo visto tante persone indipendentiste e anche non indipendentiste avvicinarsi a dei temi che un tempo e a delle posizioni che un tempo sarebbero state considerate, diciamo così, impraticabili. So che non è ancora la liberazione nazionale, so che non è tutta la costruzione di uno Stato, ma io credo che se guardiamo al lavoro che stiamo facendo su fronti diversi, in termini diversi da come facevamo un tempo, cioè guardandoci sempre di traverso, invece cercando di guardare il buono che ciascuno sa fare, si potrebbe vedere che questo è un modo per ricostruire un'autostima, ricostruire una fiducia di sé di se stesso e anche chiedere ai sardi di uscire fuori dagli stereotipi che il dominio, i lunghi domini, i secoli di domini che abbiamo patito ci hanno imposto. C'è l'idea che alla fine è sempre meglio di delegare a qualcun altro i nostri interessi, anche quando abbiamo la certezza provata che nessuno fa il nostro interesse, che soltanto noi possiamo fare i nostri interessi economici, sociali, culturali e dunque in definitiva politici, che poi sono la base per costruire un percorso vincente di indipendenza. Dunque questa è una testimonianza di un lavoro che noi come comitato abbiamo fatto, ma è anche, diciamo così, un auspicio che queste esperienze che si stanno vivendo, come quella che il Movimento di Liberazione Nazionale sta portando avanti, siano sempre più viste come occasioni di, diciamo così, per fecondare un terreno che purtroppo è stato veramente prosciugato. Come diceva Montanaro, i sardi hanno sugoro siccato che pavassa. Noi abbiamo avuto una tale, diciamo, spoliazione di coscienza nazionale che la prima cosa che dobbiamo fare è ridare un minimo di, diciamo, di humus al nostro terreno, che poi è la nostra coscienza. E io credo che tutto questo concorra a creare le condizioni per cui i semi che piantiamo possono poi, diciamo, far crescere l'albero, quindi con grande piacere vedo rappresentato nel simbolo del Movimento di Liberazione. Grazie.